Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu. Oggi siamo ad Assemini e quello che vi sto per presentare è un immobile al primo piano con ascensore, come potete vedere al piano, e siamo direttamente sul portoncino d'ingresso. È un immobile di tipologia trivano con un posto auto nel cortile condominiale. Venite con me, vi faccio subito vedere l'interno dell'immobile. Ecco, l'immobile è estremamente compatto, siamo all'interno della zona soggiorno con angolo cottura. Vi spiego subito la distribuzione degli ambienti. Soggiorno con una veranda che gira praticamente a L, che tra poco vi farò vedere con la zona lavanderia, e da questa parte abbiamo l'angolo cottura studiato per poter contenere appunto lavello, fuochi e tutta la zona servizi. L'immobile che stiamo vedendo è completamente climatizzato in ogni ambiente, con climatizzatori sia nel soggiorno che nelle camere, e poi riscaldato con l'acqua calda da uno scaldino a gas posto in veranda. Usciamo subito in veranda, direttamente con porta finestra, abbiamo infissi in PVC su tutto l'appartamento con apertura anche a vasistas, e questa è la veranda che, come potete vedere, durante le ore, diciamo la mattina e anche fino al pomeriggio, è illuminata dal sole. Veranda L che si affaccia parte sul cortile condominiale e parte su strada, che prosegue con la zona lavanderia. Zona lavanderia che accoglie appunto lavatrice, asciugatrice, lavello e lo scaldino. Entriamo sull'immobile per completare la visita sugli altri vani. Sempre dal soggiorno, portavetri ci conduce al disimpegno dal cui si diramano gli ambienti. Da questa parte abbiamo il bagno, camera matrimoniale e cameretta. Ambedue le camere hanno una veranda in comune accessibile con porta finestra. Vediamo subito il bagno. Bagno che comunque è una distribuzione completa, lavello, WC, bidet e un'ampia doccia quasi di taglio matrimoniale. Doccia con sauna, doccia con spruzzo, doccia con luci, doccia con musica. Insomma, un divertimento di doccia. Da questa parte invece, camera matrimoniale. Quello che vi faccio notare, l'avete notato anche col bagno, che l'appartamento è abitato anche da un piccolo proprietario. Lo abbiamo qua nella culla. Questa è camera matrimoniale, da quella parte abbiamo la zona dedicata all'armadio, e qui abbiamo l'infisso in porta finestra che conduce alla veranda che si affaccia a fronte strada. Superiamo la camera matrimoniale e entriamo nella cameretta. Cameretta che ancora non è utilizzata come vera e propria cameretta, che ospita chiaramente un letto, anche perché il piccolo proprietario è ancora davvero tanto piccolo, ma contiene, diciamo, le dimensioni per poter gestire una normale cameretta. Climatizzata anch'essa in ogni ambiente. Da questa parte invece apriamo la porta finestra per farvi vedere la dimensione della veranda e l'affaccio. Affaccio sicuramente molto comodo, soprattutto per chi nell'eventualità ci verrà a trovare, in quanto davanti abbiamo la possibilità di ampio parcheggio, non solo la tranquillità di avere una scuola, quindi edifici bassi e soprattutto abbastanza lontani. Rientriamo sull'immobile. Dal disimpegno al soggiorno con angolo cottura per riepilogare ciò che abbiamo appena visto. Dunque siamo ad Assemini, quello che vi abbiamo appena presentato è un trivano con zona soggiorno con angolo cottura, 2 camere, un bagno, 2 verande e un posto auto nel cortile condominiale. Il prezzo secondo me è interessante, vi invito tutti a vederlo sul nostro sito e a seguirmi nelle mie pagine professionali sia Facebook che YouTube, Roberto Puddu Agente Immobiliare. Posso vendere anche la vostra.